della rubrica delle parole ciappare dal dizionario Boerio. Le parole che andremo a vedere in cuore è Dante, che non è mica l'autore della Divina Commedia Dante Alighieri. Dante era per consa de daino cervo, termine dei oresi, vecchio paneseo taccar caud un baston che serve a netta all'incudine. E il Boerio diceva Dante per le concia di daino cervo. Dante, termine degli orefici, scopa, vecchio pannolino attaccato al capo d'un bastone che serve nel all'incudine. E ora amico traducesto all diaper attached to the top of a stick which is used to clean the anvil. In francese, vieille couche attachée au sommet d'un bâton qui sert à nettoyer l'enclume. E se altri dizionari che ne parlava, tipo quello di Galeppin de Pietro Contarini. Dante per le concia di daino cervo. Questo è il primo termine di cui volevo parlare. Poi c'è Dantes, che è il termine del foro civil ex Veneto, e è l'autorizzazione di procedere in via esecutiva di un atto aese. Il termine del foro civile ex Veneto era l'autorizzazione di procedere in via esecutiva di un atto a legge. Questo è quello che diceva il dizionario Boerio. Goal of Venetian Civil Court was the authorization to proceed in the executive way of a legal act. Francese, mot du tribunal civil vénitien était l'autorisation de procéder de manière exécutive d'un acte juridique. Ecco, questo è un breve video su queste due parole che ricordano un po' Dante. Dunque, se vi è piaciuto mettete mi piace e se volete iscrivervi al canale. Se vediamo al prossimo video.